l'ideatrice del progetto. Da Dobro. besedo širi, ki se je zmislila projekt za Inštitut za slovensko kulturo. Ja, smo in collegamento. Dobro. Dober večer vsem, buonasera a tutti. To srečanje, ki poteka v okviru projekta ob 20-letnici zakona 482, ki pomeni za Italijo zaščito jezikovnih manjšin, bi seveda moralo biti danes v Rezi, kjer bi videli tudi zvezdo, ki se spusti na Solvico in tako naprej. Žal ga moramo organizirati samo spletno. No, sam projekt predvideva več takih srečanj. Dve smo k sreči izpeljali v živo, to je pri Mašerah in v Tovorjani, v Mažarolah. To je zdaj tretje. Predvidena sta tudi dva posveta, eden o jezikovnih problemih oziroma o razmerju med krajevnimi variantami in standardnim jezikom in eden o muzejih in turistični ponudbi manjšin. Dunque illustravo in breve il progetto per il ventennale della 482 che sta portando avanti l'Istituto per la Cultura Slovena di San Pietro al Natisone, un progetto che prevede vari incontri plurilingui, due sono stati attuati a Masseris e a Masarolis. Questo è il terzo, sono previsti anche due convegni, uno sulla lingua, uno sui musei e sul turismo, che vedremo se in un prossimo futuro sarà possibile organizzare, diciamo, in presenza o se dovremmo ripiegare una variante a distanza. No, torej, da ne bo vse skupaj predolgo, dajem takoj besedo Luigi Negro. V Muzeju rozajanskih ljudi je bila pred kratkim postavljena nova zbirka, ki predstavlja običaje od rojstva do krsta. No, in prav zato se nam je zdelo to srečanje v božičnem času pomembno, da ga realiziramo v Rezi. Dunque la parola a Luigi Negro, dove al Museo di Stolbiza, al Museo della Gente della Valle Resia, c'è un nuovo allestimento che riguarda proprio la nascita e il periodo, mi sembra, è quello giusto. Luigi, prossimo. Večer vsem, grazie per la parola, buonasera a tutti, guten Abend anche alle amiche Velia e Lucia. Danes se dobivamo s tem, tako kot je lepo povedala Živa Gruden, da bomo, ker imamo razstavo posvečeno v Solvici, smo organizirali to srečanje, ker bomo lahko predstavili na to temo. Quindi in questo nostro museo, come ha bene illustrato Živa Gruden, è in corso questa mostra dedicata alla nascita, al battesimo, ma tutto ciò che avveniva attorno a questi due momenti. E di questo vi parlerà molto bene il curatore Sandro Quaglia.
Ecco, il nostro museo intende anche valorizzare il patrimonio di narrativa orale, in particolare le favole, fiabe, leggende, e di questo c'è una particolare sezione. Ricordare anche la figura delle narratrici, in particolare di Stolvizia, ma anche gli studiosi che si sono occupati di questi temi importanti, in particolare Milko Matičetov. Torej, v našem muzeju imamo to novo razstavo, ki je posvečena oziroma ima naslov Od rojstva do krsta, in o tem bo lepo predstavil Sandro Quaglia, kurator te razstave. V muzeju imamo pa sekcijo posvečeno pravljicam in v tem tudi da ljudje lahko spoznajo pravljičarke, naprimer Tina Vajtava, ki je bila zelo dobra pravljičarka iz Stolbice, in tudi profesori, ki so se s tem ukvarjali, in predvsem quando abbiamo pensato a questo tema e chiedendo anche la partecipazione ai vari relatori che abbiamo oggi, abbiamo tante favole, tante leggende legate alla natività o al fatto della nascita. Ecco, forse perché questo tema era un argomento tabù, naturalmente ai bambini non veniva raccontato così come esso si svolge, ed era un argomento che probabilmente soltanto tra le donne mature se ne parlava, era escluso questo tema, presumo, anche tra gli uomini, tra i bambini. Quindi per questo non è che ci siano tante favole in cui vi sia questo aspetto. Abbiamo comunque all'interno della nostra sezione abbiamo diverse favole che comunque parlano di argomenti legati a questo tema. Torej, ko smo predlagali ta argument rojstvo, smo videli, da ni veliko pravljic na to temo, verjetno ker ta rojstvo je bil nekako tabu argument. Morda so o tem govorili samo ženske, ki so bile že odrasle, pa vsekakor nekatere pravljice smo una carrellata veloce di gli argomenti, ecco, o le favole, fiabe, leggende che... Allora, tra le più note sicuramente, visto che c'è la favola della volpe e del lupo che vanno a lavorare pur di non lavorare, per 3 volte dice al lupo che deve andare purtroppo al battesimo della sua comare volpe, in realtà va a rubare il burro. Poi tra le duiacese, che sono le donne selvatiche, selvagge, ecco, abbiamo alcuni racconti in cui si parla di questo scambio di bambino, la duiacesa che lascia il suo bambino che è malato alla madre che ha il bambino sano e fa cambio di questo bambino. Un altro racconto che abbiamo è cosiddetto della botraveia, cioè un tempo si diceva che le donne partorendo non potevano prendere il bambino in mano loro direttamente, doveva essere qualcun altro. E in un racconto si parla appunto di una mamma che partorisce purtroppo da sola in un bosco e, sapendo di questo fatto, prudentemente prende con la mano un ramo e con questo ramo tocca il bambino. E poi passando da quelle parti questo ramo si abbassa come segno di rispetto, come appunto di comare nei confronti di questa mamma. Ecco, questo racconto lo troviamo anche negli scritti di Baudouin de Courtenay, quindi fine 1800. Poi abbiamo un racconto in cui c'è una ragazza che è incinta e non è sposata, vuole
non vuole avere questo figlio perché si vergognava, va dal parroco, glielo dice chiaramente che appena il bambino sarà nato lei lo vuole uccidere, e il parroco le dice vieni da me appena nato, poi vediamo, e c'è questo bel racconto in cui appunto poi il bambino viene salvato. Un altro racconto diciamo più mitico, ecco, c'è questa figura della Lipalina che viveva con il fratello Dardei e aveva bambini e vivevano sotto il Monte Sar da soli, e lei perché non voleva che diventassero come lei. Poi abbiamo la figura della Lipavida, anche questa è una bella figura conosciuta in tutto l'ambito sloveno. Si ritrova sulla spiaggia di un mare, le si avvicina una barca con un marinaio che le chiede se ha un bambino e se questo bambino le piange. Lei dice sì, ho un bambino che piange. Allora le dice vieni su questa barca che ti darò una radice e metti questa radice vicino alla culla e vedrai che non ti piangerà più. E lei fiduciosa sale su questa barca, e però il marinaio lancia la barca per il mare Rosso, per il Mare Verde, e non ci sarà mai fine. Poi c'è una famiglia dove c'è il papà, tanti bambini, a volte lui è un pescatore e incontra il diavolo, e senza sapere lui impegna il bambino dicendo, il diavolo gli dice io ti darò tanto denaro, però mi devi dare quello che tu ancora non sai che hai in casa. E lui naturalmente si impegna, ma quando arriva a casa la moglie gli annuncia che stanno aspettando un bambino, e da lì poi parte tutta la storia, ci sono con varie varianti. Un altro motivo che abbiamo trovato è il cosiddetto motivo del Salvatore della culla. In questo caso troviamo delle figure che sono legate anche delle anime che sono in attesa di essere liberate e si trovano a volte attorcigliate a un abete e chiedono di poter essere liberate. E alla fine si dice ci libererà qualcuno che, tagliato questo albero, verranno fatte delle assi, con quelle assi verrà fatta una culla e il bambino è caduta la linea con Luigia. Un disastro. Riattivate l'audio da l'ISC. Marina, riattiva l'audio. No, qui riattivo io. Ecco. Poi riuscivate a sentire bene? Io sentivo malissimo l'intervento. Malissimo, malissimo. Sentivamo, Ah, ecco. non sentivamo molto bene Luigia, per cui Luigia, adesso lei si è ricollegata. Gremo naprei, che te se ne sliši dobro, non ti si sente bene. Ja, mislim, da je najbolje, da nadaljujemo in damo besedo Sandru Quagli. Diamo la parola a Sandro Quaglia, come si diceva, curatore di questa mostra speciale al Museo di Eresia, è anche un buon narratore. Per Sandro Quaglia
kurator razstave o rojstvu, sicer pa odličen pripovedovalec. Sandro, prosim. Hvala za besedo. Upam, da me slišite. Povejte, če je v redu. Ja, tako. Sentite Sandro voi? Ja. Si sente, sì. Ok, allora Sandro D'accordo. vai. Ho piacere che mi si senta e ho ringraziato per la parola. Adesso vi chiedo un po' di pazienza, 10 minuti di approfondimento su questo tema. Batul Zawalet za Basido pa Ludio Negro, precedente ta Rosajonska Musea. Vorrei ringraziare per avermi dato la possibilità di raccontarvi qualcosa di questa mostra. Ringraziare la Presidente Luigia Negro, Presidente del Museo della Gente della Valresia, che ha voluto organizzare questa mostra etnografica. To je prav, letos smo paračali na nove kazanje, ki to se ključe od povjala dar do krsta, dalla nascita al battesimo, od rojstva do krsta. Danes smo naredili za pokazati, da kako to je bilo tu rezje, ko se nošinel den otrok dardo, ko niso a krstili. Nekaj so počnula kazati, že ko dva mlada to se telo, ano pojetin to je se upilo, ano to je se peračilo. Žane skoraj rude niso vnosile, ano niso pa spövile. Zapovedati, nikonur jude niso si pomole, te niso mole, ano so bile te žene, ki niso vzduvale otroke. Nur niso djale pa da tjemo mët sope, ano šćale nešnjidin jude, ti boje pirlitne, ni doparajo i se baside, ano ni vio ka i se baside ni prudejo račet. Ano to se dopara ko na žena čaka otroka, ano nama mët sa otroka. Na vydanje so rëqë të niso doparale nosh pistarë, so litratave, ano pa dokuminte, jena li pakova, so zibile, oblačila za otroke, ano pa druje lip račik neš muzeo ma ta krajo. Na vydanje so pa štire kvadrinave, hanno i se quadrine jena mulinel molar Giuseppe Barazzutti zis umuna. Tu sakamo quadrino jena mulina na Rosajonska žana. Molto brevemente la mostra è concepita in questa maniera, ci sono diversi approfondimenti, il fidanzamento e il matrimonio, si prosegue con la gravidanza, il parto, il ruolo che avevano le levatrici, i legami sociali e la solidarietà che si innescava in quel preciso momento della vita di una donna, per poi passare al sacramento del battesimo, l'educazione dei figli. Tutto questo è stato in parte tratto da pubblicazioni, da documentazione d'archivio. Alcune informazioni le abbiamo ricevute andando a trovare i nostri anziani, andando a sentire le loro testimonianze, a raccogliere le loro testimonianze. Molto è stato tratto anche dalle favole, dalle leggende che contengono molte delle cose che adesso andremo ad analizzare. Infine c'è una parte per ricordare gli studiosi, in particolare Milko Matičetov. Milko Matičetov, accademico folclorista che ha studiato il patrimonio di narrativa orale della Varresia. Dunque una parte legata alle novellatrici e agli studiosi, in particolare al
Zdaj na kratko gremo naprej. Lahko prosim Masim ali Marino, če lahko ta kratki video pokažemo, tako da bomo nekaj videli o razstavi. Ho chiesto a Massimo, all'istituto, di porvi all'attenzione un piccolo video molto interessante sul nostro museo e sulla mostra in particolare. Quello che mi piaceva analizzare era in particolare il momento della nascita. La nascita per molte donne era un evento. E possiamo anche dire che in Valresia, come in molte altre località del Friuli, fino agli anni 70 del secolo scorso, i bambini nascevano a casa. E come tramandava la Chiesa, il parto doveva avvenire soffrendo. Questo lo si può leggere anche nella Genesi, infatti in un tratto si legge: Dio disse ad Eva, dopo che lo aveva disubbidito: io moltiplicherò grandemente le tue pene e i dolori della tua gravidanza, con dolore partorirai figli, i tuoi desideri si volgeranno verso tuo marito ed egli dominerà su di te. Ecco, in breve, questo passo biblico in passato era la spiegazione naturale che giustificava per la donna i dolori del parto, mentre per l'uomo stabiliva l'autorità su di lei e sui figli. Possiamo anche considerare che la media dei figli nell'arco di tempo considerato, ovvero quello che va dalla fine del XVIII secolo fino agli inizi del XX secolo, era di 5 bimbi per famiglia. E fate conto che i figli erano un investimento per la vecchiaia. Ecco, possiamo anche citare qual era il compito del padre, no? Ecco, il compito del padre principale era quello di andare a cercare la levatrice o la donna esperta del luogo, no? Che aveva imparato ed era esperta in questo con esperienza. Ecco, non sempre il parto era facile e quando la partoriente era in gravi condizioni bisognava andare a cercare anche il medico. Ecco, quest'ultimo veniva interpellato, era d'altronde l'unico a possedere anche gli strumenti ostetrici in grado di aiutare la partoriente. Posso anche ricordare che il servizio di medico chirurgo ostetrico è garantito dal comune di Resia solo dopo il 1867, dunque molto tardi. Dove si partoriva? Ecco, questo è anche molto interessante. Il luogo era prevalentemente la cucina, più raramente le camere da letto, anche perché la cucina era il luogo caldo della casa. Dopo il parto il neonato veniva ovviamente lavato, asciugato, lo si lavava anche con erbe aromatiche e veniva poi fasciato con le pezze, ovviamente per le condizioni e le conoscenze mediche dell'epoca, questo veniva fatto per evitare le deformità. Le fasce erano larghe circa 15 centimetri e molto lunghe. Il nostro museo ne conserva di parecchie qualità. Un'altra cosa interessante è l'allattamento, no? I bimbi venivano allattati dalla mamma che lo faceva fino a che aveva latte. L'allattamento poteva prolungarsi anche per più di 2 anni. Da una testimonianza sappiamo inoltre che una donna di Stolbizza, mentre percorreva un sentiero di alta montagna con il figlio, lungo questo sentiero incontrò una vipera che le soffiò contro. Ecco, il cosiddetto fischio che viene messo come strategia di difesa dal rettile. In seguito questa donna collegò questo avvenimento al fatto che il bimbo
non volesse più essere allattato al seno e dovette pertanto ricorrere ad altro latte. Se la madre non aveva il latte, veniva dato o quello caprino o quello ovino. Comunque anche questi racconti ci aiutano a capire quanto anche questi elementi diciamo esterni o anche della vita naturale influivano sul percorso di vita. Alle puerpere, che se lo potevano permettere, veniva consigliato anche di stare a letto. 3 giorni dopo il parto, per evitare febbri che erano comunque frequenti, le veniva dato del brodo con il pane raffermo, sopa in eresiano. Inoltre i familiari la sostenevano anche moralmente, ma le veniva intimato di non guardare fuori dalla finestra le montagne circostanti, altrimenti avrebbe perso il latte. Ecco, questo è un tratto della tradizione ancora molto presente. Posso anche ricordare che dalla tradizione orale emerge che alla puerpera veniva dato il cosiddetto lotowonsk krupp, una pietanza che veniva data alle puerpere. La preparazione di questo piatto addirittura viene ben descritta nel racconto popolare della Götra Vöja, che ricordava anche Luigia nel suo intervento. Le culle, il museo ne presenta diverse, molto belle, tutte di legno, dipinte con simboli della religione cattolica oppure apotropaici. Un'altra cosa interessante è che si ricordava ai bambini, ai fratelli che chiedevano come fosse nato, dove fosse arrivato questo nuovo fratellino, gli si diceva appunto che lo si era andati a prendere al mulino. In njën na kratko qohen pano pravico, ano i sa pravica na lupo di da kako se naredila učja. Una storia, vi propongo un racconto della tradizione locale, come è nata Ucea, come è nata la frazione di Ucea. Tadej nunc nur zrezie niso dylo planuno wona malikuk. Ano niso dyle talöto planune. Ano na jana na je nosula tu isoi planune. Ano koto bilo tu jasane na möla vergogno i töt spet nu rezie. Zato că isa jana na nubila o jönjana. Tadej na je möla isa otroka taur na malekuc. Ano nastala soma uso zumo. Ano te si röka na möla ito isa otroka. Ano döpe i tadej so je pöčalo ostet tu planune juden so vudle da isa jana ostala soma z otrokona nu möla ni ne šašta, tadej ni so pöčalo stat tu uccita dei se non la fa isa ves. Brevemente questo, come dicevo, è il racconto di come è nata il paese di Ucea, e si racconta appunto che una donna durante il periodo estivo si era recata alla planina di Malikuk, che è proprio sopra tra Resia e Ucea, e questa donna in questo stavolo era rimasta incinta, ma lei non era sposata. Dunque in autunno lei si vergognava a scendere nuovamente a Resia e pertanto ebbe questo figlio da sola in questo stavolo e vi rimase tutto l'inverno. Quella o quelli furono i primi 2 abitanti di Ucea. Da lì in poi anche gli altri videro che si poteva vivere anche durante la stagione invernale, e così nacque il paesino di Ucea. Ancora 2 minuti vi rubo per dirvi 2 cose sulle levatrici, molto interessante anche questo aspetto. Sono chiamate in questo modo in italiano dal XVIII, diciamo così, dal corpo della donna incinta il bambino. In renziano invece le chiamiamo te jané közduaja.
che significa le donne che raccolgono. Questo è un antichissimo termine, addirittura in un testo, nel primo testo di ginecologia, intorno alla metà del XVI secolo, queste donne sono proprio definite raccoglitrici, ricoglitrici. Dunque questo termine era comunque uno dei più antichi termini per definire questo ruolo. Diciamo che secondo la consuetudine un neonato non poteva essere toccato dai parenti presenti al parco finché qualche estraneo non lo avesse levato da terra. Questo probabilmente era una sopravvivenza di qualche antico rito e normalmente questo era prerogativa di queste levatrici. Quella del deporre all'atto del parto un neonato sulla terra era interpretato nel senso che la forza insita in questa doveva passare al neonato stesso. Posso anche ricordare che questa consuetudine eresiana di quei tempi è un'interessantissima testimonianza della diffusione del culto della terra madre. Già la Comare comunque assisteva le partorienti e diceva che il bambino che nasceva aveva già stretto nella manina il proprio destino. Dunque possiamo anche dire che, anzi, devo dire, come diceva Aldo Madotto, un noto cultore eresiano, i abitanti della Varresia erano, posso dire anche sono, fatalisti, ovvero convinti nel corso ineluttabile degli eventi, già tutti predestinati. Infatti nella manina il bambino teneva già il suo destino, possiamo dire così. Vi posso raccontare ancora che queste donne comunque venivano istruite dai sacerdoti ed erano in grado anche di battezzare i bambini. Lo facevano direttamente loro quando, diciamo, si temeva per la vita del bambino stesso. Alle levatrici andava lo stesso rispetto che si dava alle madrine e venivano chiamate nello stesso modo, ovvero Götra. Quando una donna moriva di parto si cercava la spiegazione nella religione o nella superstizione. Infatti si suppone che la religione indigena slava sia stata abbandonata molto tardi. Infatti il fenomeno della doppia fedeltà sia all'una che all'altra religione, intendo quella cattolica cristiana, è persistita, potremmo dire, quasi fino alla modernità. Infatti si ricorreva pertanto all'antica religione quando si temeva per la vita della partoriente o del bambino stesso. Anche qua vi faccio un piccolo esempio. Quando il parto di una donna si presentava difficile e si temeva per il peggio, si adagiava su di lei a mo' di amuleto la pelle di una serpe, che abbiamo messo anche in mostra. Sono di quelle di cui gli animali si sbarazzano alla muta, possiamo dire annuale. Oppure il panciotto del marito, quello delle nozze, perché gli dava la forza durante il parto. Posso anche aggiungere che il serpente in molte culture è un animale comunque connesso al potere generativo e alla nascita. Potremmo anche aggiungere che richiama il cordone ombelicale, già di per sé metafora di ciò che unisce gli esseri umani alla terra madre. Di nuovo questo concetto molto importante per i nostri antenati, insomma, potremmo dire così. La serpe era comunque uno dei decori degli anelli di fidanzamento. Ecco, come vedete, ripercorre questo elemento. Comunque il parto, che dire, un parto costituiva un grosso rischio per la vita di una donna e ovviamente tutto ricadeva sulle sue spalle. Potremmo dire anche che le condizioni igieniche dell'epoca erano molto scarsi, ogni complicanza poteva portare alla morte sia della madre che del bambino. Per ovviare a questo,
ci fu una legge promulgata nel 1875. Il comune di Resia fa suo questo adempimento, quello di istituire il servizio di levatrice diplomata, ma in realtà bandisce un concorso solo nel 1901. Dal 1901 anche nel comune di Resia abbiamo le cosiddette levatrici professioniste, che non hanno sostituito, diciamo, le donne esperte del paese. Lo facevano in, come posso dire, in sinergia, potremmo dire, ecco, quando non poteva la levatrice professionista, interveniva quella di paese. Posso anche ricordare dagli studi che abbiamo fatto che anche 2 resiane si diplomarono all'Università di Pavia. Una fu Maria di Lenardo, nata nel 1886 e diplomata nel 1914. La seconda invece era Barbarino Valeria, nata nel 1903, diplomata nel 1936. Dunque, vedete, pian pianino queste donne esperte del paese vengono sostituite istruite comunque sempre della vallata. Ecco, concludo con un'altra storia di Resia. Na koncu bi vama spet eno pravljico povedal. To je pravljica od Tavčarska, ki mu bila morla žena. Takoj sem zbral 2 pravljici iz Uče. Un'altra favola che vi propongo, sempre tratta dal patrimonio resiano, è sempre del paesino di Ucea. Tadej mi so pravili, da tuči bila morla na žena, ta na Puvialo. Ano bue muž am bilo se ludovec z nino trokon. Niso bile v bue, ano otrve niso v pomole na se podjat u naravanco il so žano, ta na lutra, tu nim bilem prton zavezano. Ko niso došle ta pred cirkov, niso položili so rejnico ta pod kubo, ta pred dur od crkve. Ano muž šele jusket jura za jo podjat. Juro, končol da jo za podjati so žano, an rekel da jo treba zaplatiti. Isti muž an rekel da an nima bečev. Ano jura mu rekel da am pode na posodbo. Ta naravance so bile uštiruje. Ano isi muž an šel jusket kak frank na posorbo. Ano ko uštir ančol su mu rekel, vi takoj, njen deta se ta tavle, jeta ano pujta, i se platenja. Ano dato prana se ta prav to dušico. Ano ko bo ta rival, ta sta spet da mu, ki veš čaka ves otrok, ki je veš čaka. Ano i tako to je bilo. Jero i ten čakel, nu čakel, ano ko an videl da nozet numina, an šel pa un jusket da köbeniso, ano ko an barel tu uštirujo, uštir mu rekel. Jo, one niso bile izde, niso jedle, ano niso pile. Ja me delo si udelel, in niente sta pa v delet wash delo. Ecco brevemente il riassunto anche di questa storia molto bella. È una storia un po' triste. Il fatto inizia con la morte di una donna durante il parto avvenuto nel paese di Ucea. Il bambino era rimasto vivo, la donna purtroppo era morta. Dunque il marito, con l'aiuto dei suoi amici, diciamo, prende questa donna, la stende sulle scale, sulle scale a piole, diciamo così, in un lenzuolo e la portano a seppellire a Prato. Dunque fanno tutta la strada da Ucea a Prato.
Quando arrivano davanti alla chiesa di Prato, appoggiano questo corpo davanti alla chiesa, sotto la cuba, e vanno a cercare il prete per seppellire questa donna. Il prete subito si affretta e gli dice sì, però per la sepoltura c'è bisogno di tot soldi. E questo uomo era talmente povero, non aveva abbastanza denaro per poter pagare questa sepoltura, e dunque consiglia al vedovo di andare a cercare del denaro nelle vicine osterie. E questo vedovo si prende e va a cercare il denaro nelle vicine osterie. Quando l'oste sente che aveva bisogno del denaro per seppellire la moglie perché doveva pagare il prete, gli dice: sentite, fermatevi qua, io vi darò da mangiare e da bere. Questo lo offro io. Quando avrete finito di mangiare e di bere, andate direttamente a casa vostra, a Ocea, perché c'è questo bambino che vi aspetta. E così fecero. Intanto disse anche che combinerò io col sacerdote. Il sacerdote, quando non li vedeva più arrivare, aveva questa donna defunta davanti alla chiesa da seppellire, andò anche lui a cercarli. Quando arrivò nell'osteria, domandò all'oste: ma dove sono questi? Hanno chiesto il prestito? Sì, dice l'oste, hanno chiesto il prestito e io gli ho dato da mangiare e da bere e ho pagato io. Io il mio lavoro l'ho fatto, adesso vai anche tu a fare il tuo. E con questo ho concluso. Zdaj sem končal, hvala za besedo, upam, da nisem bil predolg. Grazie. Prego. Silenzio. Marina, mi slišiš? Luigia, vai tu? Va bene, mi sentite? Yeah. Sì? Dobro. Allora, grazie a Sandro. Hvala, Sandro. Zdaj ostanemo tu nell'ambito della lingua slovena e andiamo nelle valli del Natisone. So che da voi c'è Ada Tomasetic e quindi do la parola ad Ada perché ci racconti anche lei qualcosa su questo bellissimo tema. Zdaj besedo Adi, ki je z vami in prosim naj nam pove tudi ona kaj lepega o tem. Yeah. Dobro večer vsem. Jaz vam povem, kje je na rojstvo, na karst. Mi imamo tisto pravcu, ko vi od botre ljeske imamo mi. Je le tista pravca, ki ljeska se tako se ne poklekne se. Poklone. Ja, imamo jaz drugo besedo sarà mia. Se spregne do na otročiča. Ma ju vesta, vi, ju vedom dros. Jaz vam moram povedati, kakšno pravcu, ko so se rodilo enkrat tle otroci. Prijetku tole, porcene, da karna žena je čakala neka otroka, kar je bila nosna. Nisem imela narediti, kakšne reči so bile nešne uraže, vezane oko nje, predko se je rodil otrok. Je morala, kar je pa šla, če nam prah, je morala nimati prestopiti prah, za tako je imela boje lahne porode. Kar je šla tu v hišu, je morala gledati, če so ji ponudili, kar so imeli, če pomiso, kar so imeli tu hiš, če ona je željela, in so ponudili, otroku se je moglo poznati. Ana žena mi je pravila v moji vasi, da ona, kar je porodila nočičico, je imela ona lice, no mikano segno, tanak, una nit bijela, je bila natala una nit bijela. Nje tašča je jala sada tole postrojimo. Ko je postrojila, je vzela telovčičico in je šla v kakošnjak. In je čakala, da je kakoša znese ice. In kar kakoša je znesla ice, je vzela telice, kar ice je glih znesen, je šle umeran. In s tistim nicam umeran je djela police.
Anda qua, antiega nie diera la tuole, antista net biela, che miela honalice, jes la proci, nie blovic. An druga reči, ki mi su povjerili, da kar na žena nije imela mlijeka, kaj ratalu. Moglo ratati, da kajšna druga žena od vasi, ki je bila žleht, ki je bila puna strija, je bila, jo strijala, je bila vstabla mlijeku. Allora, kaj su naredili? Su tela žena je vzela noreh, ga je odparla, je vzela on jedra, ki su bile notre, in je dela notre malo mlijeka. Am je zaparla nazaj telo reha, ga je dela tu, da nije moglo niči ti on, mlijeko nije mu iti on. Am su čakali, da tela strija pride prosit perdonance. Antara kad strija je pašla, ona je odpustila tel grije, ki je bila naredila, a na teli mater je prišel nazaj mlijeko. Druge reči, ki mi so povjerili mene, je kar na žena je imela poroditi, so vidjeli go na trebuh pas od ženitva, kar se je ženila. Tako, tiste je pomalu imeti porode bujlahne. Za tiste pravce, ki so venjala prijeti, ko so se rodili, kan so hodili po otroke, kar so otrok sprašali, njih matera, kan ste šla po otroke, tako, tle, skoraj v vsaki vasi je prestor, tu se je hodilo po otroke. Tiste dvije pravce, ki mene mi so bile bolj všeč, tiste, ki so mi povedali, je tista, ki je vezana na Landarsko jamu. Ali mi je povedala žena, ki je stala tu v moji vasi, v Šarženta, ona se je bila rodila v Španjude. Ali mi je jala, da nje mama je pravila, da kar mož na žena so htjeli imeti otroke, so morali ti v Landarsko jamu. Ali so morali nesti za njimi sude, ki so imeli tu kiš. Kar so prišli gor, ki so naredili vse tiste štenga, je stojan 200 štengi za priti gor v jamu, so prišli gor, so potukli, če na tele vrata, ki so vozeljeza, so potukli, če na tele vrata, a je prišel mož v jame, prišel mož in jih je vprašal, kaj če ju. Oni so jali, če ju umetnega otroka. On jih je vprašal sude, je vzel sude in je šel gor v konac jame, tukaj je bila velika tama. In ta je prišel do on in je prinesel nekaj otročiča tu ni škatli. In je jov. Sada lepo gledajte in lepo redite ga. In nasmijete odprijeti telu škatlu, dokot ne pridite domov. Tako samo, kar so prišli domov, so videli, če je bil pobič ali pa ena čičica. Na druga pravca mi so povedali gulošce, na moja kužina mi je povedala, ona je imela mamo, ki je pomala roditi otroke. En dan je mama je bila šla če v mašera po obode za ser. Je prišel tu hišu, mož, in je ok, to je mama. Ejala je šla če v mašera po obode. Biješ hitro beži vklicat, da k nam prinesnega popča v hišu. Allora, tela moja kužina je šla hitro če v mašera. Po poti je srečala tol nje mamu. Je jala, mama, morate predsubiti domov, da je prišel nunac manzin, jo ne morate nesti nega popča v hišu. Ta mama je jala, hitro beži domov, reci nuncu manzinu, da jaz pridim, da sada jaz moram iti do loški verin, po telega popča. Recimo, da mi plače, mi da po tle sude, naj paračatelj sude. Tako je mama šla do loški verin, kar je pa šla domov, ali pa šla puno poznu domov. Sam jala, mama, kaj ste nesla za nega popča? Jala sam nesla v čičetu, za knunac manzin mi je dol malo sudu. Allora ci sono qui nelle valli della Pisone, per le conoscenze che ho io, per le cose che mi hanno raccontato,
quasi in ogni paese c'era un luogo dove le mamme andavano a prendere i bambini. Ma prima di raccontarvi due di queste storie, vi dico qualche altra cosa, qualche superstizione legata alla nascita. Raccontavano che la donna non poteva salire sopra la soglia di casa, doveva superarla, oltrepassarla, scavalcarla in qualche modo, perché altrimenti avrebbe avuto un parto difficile. E inoltre, e poi si ricordavano sempre di mettere sulla pancia della partoriente la cintura delle nozze, perché anche questo aiutava a avere un parto più facile. C'erano poi delle superstizioni legate al latte. A volte la mamma non aveva il latte per il bambino e allora si pensava che ci fosse una stregoneria, perché in ogni paese c'era sempre una strega. E allora cosa facevano fare a questa puerpera? Prendevano una noce, la aprivano il guscio, toglievano la noce che c'era dentro e la riempivano di latte, chiudevano bene questa noce e la lasciavano lì. Dopo qualche giorno la strega veniva a chiedere perdono e scusa. La madre la scusava, la perdonava e lei aveva nuovamente il latte. Per quanto riguarda le storie, ce n'è una legata alla Grotta d'Antro, e un papà e una mamma di Spagnut dovevano avere un bambino e allora sono andati alla Grotta d'Antro, sono saliti lungo la scalinata, sono arrivati su dalla porta, hanno battuto su questa porta ed è venuto fuori un uomo che ha chiesto loro il denaro che avevano con sé. Poi è entrato nella grotta, su proprio nel punto più profondo e buio, ed è tornato con una scatola di legno e ha dato questo bambino alla mamma e al papà dicendo: tenetelo e custoditelo e cercate di allevarlo bene e non aprite la scatola finché non arrivate a casa, perché non potevano vedere prima se era un maschietto o una femmina e solo quando arrivavano a casa potevano controllare chi c'era nella scatola. Un'altra storia legata al parto è ambientata a Losaz, un paese vicino al Mataiur. Lì mia cugina un giorno era a casa da sola perché sua mamma era andata a prendere a Masseris gli stampi per il formaggio, le forme per il formaggio, e è arrivato un signore a cercare la mamma, perché la mamma faceva nascere i bambini, aiutava le donne del paese dei dintorni a nascere i bambini. E lui le ha chiesto: vai svelta, vai a chiamare la mamma perché deve portarci un bambino. Allora mia cugina è corsa verso Masseris e a metà strada ha incontrato la mamma, che le ha dato questi obuadi e le ha detto: porta a casa questi obuadi e di al signor Manzini che io arriverò subito, perché io adesso devo andare in questa pozza di acqua che c'è qui dal fosso di Losaz a prendere i bambini, perché lì a Losaz andavano sempre a prendere i bambini giù in questa pozza di questo fosso. Che ripasso da mu? Anche ripassarsi quando è arrivata a casa, la bambina le ha detto: ma e cosa hai portato a quei signori? E ha detto: ho portato una bambina perché mi avevano preparato pochi soldi. Ecco, Luigi, abbiamo finito. Posso raccontare anche altre cose, ma non so neanche. Sì, Luigia. Audio. Ecco, slišite, hvala Adi za te lepe pravljice. In zdaj skočimo v Furlanijo in bomo slišali, kako je v Karni in dol v Furlaniji, s furlanščino seveda. Ecco, ora passiamo alla lingua friulana e quindi sentiremo ora una testimonianza da Collina di Forni a Voltri, da Ines Caneva. Abbiamo un audio. Ecco, abbiamo scelto Collina perché il paese è un paesino piccolo sotto il monte
Coglians, il monte più alto della nostra regione, ma la particolarità è che qui si coltivano ancora oggi i cavoli verza, e si sa che diciamo un po' in generale ai bambini veniva raccontato che i bambini nascevano sotto i cavoli. Ecco, allora prego ora Massimo e Marina se possiamo ascoltare il contributo di Ines Caneva da Collina di Fornia Voltri. Ecco, vediamo qualche immagine con la particolarità, ecco, anche di Collina, che è stata istituita la prima cooperativa sociale. C'è qualcosa che non va perché non si sentiva l'audio, vediamo. Buongiorno, sono Ines Caneva di Collina di Fornia Voltri e mi è stato chiesto di raccontare qualcosa sulla nascita e sui battesimi nel mio paese. Non ci sono grandi tradizioni a questo merito, se non, come in tantissime località della Carnia, di far battezzare i bambini appena nati, nell'eventualità che questi non fossero sopravvissuti, e quindi non si poteva lasciarli senza questo sacramento perché sarebbero andati nel limbo così chiamato. I bambini fino a una certa data venivano trasportati nella chiesa madre del nostro comune, che era la chiesa di Giovanni Battista, la chiesa madre a Frassinetto. Le puerpere comunque venivano, prima di uscire di casa dopo aver partorito, dovevano recarsi in chiesa per essere benedette dal prete, il quale appunto le benediva davanti all'altare della Madonna, la nostra Madonna Collina e la Madonna Ausiliatrice. E questo rito si chiamava la Aglegio. Un'antica leggenda narra che a Collina, il paese dei Chiapuz per eccellenza, i cavoli cappucci di Collina, i bambini non nascevano sotto i cavoli, ma nella chiaveno dall'Andri, nella cantina dell'Andri. L'Andri sarebbe l'andro. E dopo aver dato la luce alla sua creatura, alla puerpera veniva concesso un periodo di riposo a letto per riprendersi dagli sforzi del parto. E così ai bimbi della famiglia che si ritrovavano belli e pronti una sorellina o un fratellino, veniva detto loro che la mamma era andata a prendere il neonato nella lontana chiaveno dall'Andri e che, stanca dell'aver a lungo camminato, bisognava lasciarla riposare tranquilla. Ve lo dico nel dialetto di Collina, nella lingua di Collina, nella variante appunto del friulano di Collina, dove c'è la particolarità delle finali in O per quanto riguarda. Se stavo, sbaglio. Si è bloccato. Sì, vedo. Sento. Provo a farlo ripartire tra un istante. Okay. Mi sentite? Sì. Però era già alla fine, Massimo. Sì, no, era finito. Era finito, sì. Andiamo avanti allora. Luigia, procediamo. Va bene, andiamo avanti, Gremona Prei, restiamo nell'ambito della lingua friulana e quindi ringrazio molto della presenza di Lucia Pinat. Ecco, un benvenuto di cuore tra noi. Ecco, ho pregato anche Lucia Pinat, l'ho invitata, ecco, a portarci qualche testimonianza anche dalle sue parti, ecco, dal suo paese.
Ecco, a te Lucia la parola. Grazie, grazie a tutti, grazie Luigia e grazie per avermi invitato qui. Io mi sento un po' frastornata da questo invito, ma chiaramente leggendo storie, essendo una abituata anche a leggere cose del nostro Friuli, mi sono subito un po' orientata, diciamo. La prima suggestione che è stata per me importante in questo è stato il periodo in cui questo avviene, perché in Friuli nella tradizione ci sono le 12 notti che vanno da Natale al Pignarul. Dopo che è nato il bambino, si può dire, che rappresenta anche la nascita del sole e del solstizio, ci sono queste notti oscure in cui ci sono delle presenze che spaventano, fino a che il Pignarul, il fuoco solstiziale, non verrà benedetto in un certo senso, no? Perché viene benedetto, viene fatto una benedizione al fuoco, veniva fatta. E quindi questo periodo che viviamo è un po' proprio la nascita e il battesimo che avverrà tra pochi giorni, quando ci sarà l'Epifania. Era un periodo molto scuro questo, viene riportato anche per nascere, perché nelle 12 notte, questi, un po' come anche nella notte di Ognissanti, ci sono delle presenze oscure che impauriscono, e nascere in questi giorni, come sono nata anch'io il 27 dicembre, non è del tutto positivo. Riguardo a questa cosa della nascita, prima si parlava anche delle morte delle donne che morivano di parto, che un tempo erano molto più frequenti, e mi è venuta a mente la Letovana, che sono delle figure di donne che venivano viste, e sono anche agane in alcuni posti, ma in alcune zone come verso la foce del Tagliamento, le tovane sono le donne morte di parto che battono i loro panni di notte, i panni dei loro bambini, diciamo, mentre i figli vivono nella casa. A questo proposito io vi avevo portato una poesia di un poeta che era molto ispirato in questo, che parla di questa Letovane che batte i suoi panni. Se vi fa piacere io ve la leggerei, e in friulano poi posso un po' tradurlo, perché come io non ho capito lo sloveno, ma vi ringrazio per le traduzioni, farò anch'io. Letovana naina, bat i tio panuț, Letovana chi sta not, mentre che il tio frutta il duar, Letovana bat, talaga freda e nera, tanche il sangue che ti asta il cor, batta chi sta dura piera, blanchia, tanche tutti sos, tal ciasal, il nadalin, biel al brusa supa al foc, e il tio om le tal scialin, cioc patoc, restat besol. Batte i tio panuz, le tovana chi sta not, mentre che il tio frutta al duar, le tovana bat, che alle lusor di luna, bat che laga iu hanno cor, mari muarta tala cuna, muart che al bat tal lavador, il tio chiant e ana criura che si pand biel plank pardut, batta laga trista e scura che doman non sarà sut. Batti tio panus, le tovana chi stot, mentre che il tio frutta al duar, le tovana batte, il tio alle che al duar, dalla mari non le dol, li peonis lu han guarbat, il tio batti e iam platat, e tu vosa bat e vai, che la not non finis mai, vosa, bat e vai, che la not non finis mai. Questa era una poesia di Stefano Moratto, che diciamo un poeta del tagliamento lo chiamiamo. E
E c'è questa figura di questa donna, insomma, probabilmente le conoscete anche voi, le Agane, in varie forme, le buone, le cattive, a seconda delle leggende, ma in questa parte del Friuli è una donna morta di parto, la Letovana. C'è anche un'altra parte della poesia che in questo caso c'entra con questo periodo, perché dice tal chiasal il nadalin biela il brusa su pal folk e il tiomple tal scialin ciò patoc restad besol. Allora nella casa il nadalin era questo ciocco di legno che veniva scelto durante l'anno e che doveva scaldare le 12 notti. A volte veniva acceso e spento e veniva acceso la notte di Natale dal più anziano, e poi veniva anche spento a volte, ma questa cenere poi serviva per fare vari riti durante l'inverno. E dice in questa poesia che c'è questo bel nadalin, questo bel ciocco di legno che brucia nel fuoco, e il marito che è rimasto da solo, ubriaco, disfatto, seduto sullo scalino. Provo a tradurla, ma sapete bene che la traduzione della poesia è sempre un po'... Allora, batti e batti i tuoi panni, Letovana, questa notte, mentre che il tuo bimbo dorme, Letovana, batti e batti, batti nell'acqua fredda e nera, come il sangue che hai nel cuore, batti su questa dura pietra, bianca come tu sei. Nella casa il nadalin bello brucia su nel fuoco e il tuo uomo è sullo scalino, ubriaco, disfatto, rimasto da solo. Batti e batti i tuoi panni, Letovana, questa notte, mentre il tuo bimbo dorme. Letovana, batti e batti, batti che c'è la luce della luna, batti che l'acqua giù non scorre, madre morta nella culla, morta che batte sul lavatoio. Il tuo canto è freddo e si rivela molto piano nel tutto. Batti nell'acqua triste e scura che domani non sarà asciutto. Batti e batti i tuoi panni, Letovana, questa notte, mentre il tuo bimbo dorme. Letovana, batti e batti. Il tuo bambino sta dormendo e della madre non ha della madre è difficile tradurre, della madre non ha dolore. Gli peonis lo hanno le streghe, le peonis lo hanno accecato il tuo battere, gli hanno nascosto, e tu grida, batti e piangi che la notte non finisce mai. Grida, grida, batti e piangi che la notte non finisce mai. Ecco, questo è il mio piccolo apporto con una poesia che spazia un po' tra chi l'ha scritto, che è un mio coetaneo, e questa leggenda, perché come sapete è molto difficile trovare. Ho anche cercato notizie delle Letovane, però per dire la verità è una notizia orale, perché lo stesso poeta a cui ho chiesto ha detto che lui ha sentito dire che le Letovane erano le donne morte di parto. E questo è il mio piccolo intervento e vi ringrazio. Mi piacerebbe sapere quando si può visitare questo museo, insomma, mi farebbe piacere venirlo a vedere, venire a trovarvi. Grazie, vi auguro tanti auguri, che non voglio interrompervi dopo, di buon fin e buon principi, come che si dice. Un mio fan. Ecco, grazie tante a Lucia Pinatte. Il museo naturalmente al momento è chiuso per via delle disposizioni governative. Appena ci sarà un DPCM che ci permetterà di riaprirlo, naturalmente sarà aperto, è aperto tutti i giorni, quindi con grande piacere ti invitiamo sin da ora a venirci a trovare. Grazie. Ecco, dall'area friulana, ora linguistica friulana, passiamo alla terza lingua
presente nella nostra regione, cioè il tedesco nelle sue varianti locali di Timau e poi di Sauris. Torej po furlanščini zdaj gremo poslušati še kaj v tretjem jeziku, ki je prisoten tu v naši deželi, se pravi nemški jezik oziroma narečja, ki se govorijo v Timau in v Saurisu. Zdaj bi rada dala besedo gospe Beli Plocner iz Timaua, da nam tudi ona bo tudi ona kaj povedala o tem argomento. Ecco, allora do la parola a Velia, che ringrazio di cuore di essere con noi anche lei, Velia Plocner di Timau. Christus en Holm, an Shangruz Vatiscelbon, un vergelt's Gott, as is un Sotain glont. Grazie a tutti, un caro saluto da Timau e grazie per l'invito. Io inizio raccontandovi cosa c'è a Timau, ancora attualmente visitabile, il Prenstan. Il Prenstan è un grande masso che si trova dietro paese, in località Welt, inaccessibile, alto circa 4 metri, e si narra che all'interno ci fossero dei nonnati e che le donne prima di partorire, le mamme prima di partorire, andassero lì a prenderli dopo averli scelti. Il masso attualmente e anche prima era ben nascosto e protetto da arbusti e da rovi che crescono tutti intorno, presenta una piccola rientranza. La leggenda narra che un tempo le chiavi per aprire questo masso, aprire questo sasso e prendere i neonati le avessero le 2 lavatrici del paese, la Bircharin e la Nec. E l'intervistata mi ha raccontato che quando era piccola e passava da quelle parti per andare a far fieno, stava più zitta che poteva per poter sentire bambini piccoli piangere. La storia ci dice che, morta l'ultima levatrice del paese, le chiavi vennero affidate alla nonna che abitava lì nelle vicinanze, che però, dati i tempi cambiati, i bambini che cominciavano a nascere all'ospedale di Tolmezzo, le usò ben poco. Ma questa nonna ricorda anche che i vecchi tempi, quando accompagnava delle mamme appunto davanti alla porta del Prenstan e assieme a loro pregava la Madonna perché gli concedesse prima la grazia di avere un figlio, e se questa mamma saliva a pregare quando c'era la luna piena sarebbe nato sicuramente un maschio, se saliva a pregare con la luna nuova sarebbe nata una femmina. La stessa riconosceva anche il sesso dei nascituri attraverso il pianto. Quando gli stridi erano potenti si trattava di maschio, se il pianto era più dolce era una femmina. Adesso davanti a questa apertura, davanti a questa nicchia, c'è una bellissima immagine che raffigura la Madonna con Gesù bambino in braccio, ed è cresciuto un albero di lillà che non permette a nessuno di entrare. Questo è il momento dell'attesa, diciamo, della nascita. Poi c'è un altro racconto che si narra a Timau. In Österreich, Abaib, ist dahinter gewesen Schinzenhafen, und der Mond und andere sind voratiert gewesen worden. Anders schau kaufen in Himmel, in der Stern und Sock. Men a Kind wurde mit der Nacht gepeert, men a Piabel is berza Schelm, men a Dierli is berza Huar. Gaporn is a Piabel, as Schelm is born, bidar Monoch Sock. Laim in Schaun da Stern. In Austria una donna doveva partorire, marito e altri erano fuori casa ad aspettare. Uno di questi guarda le stelle in cielo e dice: sì, se il bambino nascerà prima delle mezzanotte si tratterà sicuramente di un maschietto e diventerà un ladro. Se invece si tratterà di una femminuccia, questa qua diventerà una prostituta. È nato un maschietto che poi è diventato un ladro, come aveva predetto l'uomo solo guardando le stelle. E qua a Cleulis si narra un'altra leggenda, quella del Faucon Pari. La storia vuole che una volta c'era questa donna che doveva partorire e che il giorno del parto è andata in montagna a facciare un pezzetto di prato. Dopo un po' i dolori si sono fatti sempre più intensi e allora si vise costretta
a sedersi vicino ad un faggio e lì alla base di questo faggio partorì. Mentre partoriva, il faggio abbassò i rami per proteggerla e la donna vide che il bambino stava per morire, allora decise di battezzarlo in tutta premura. Siccome era sola, chiese al faggio se voleva diventare lui il padrino del bambino e lui le fece cenno di accettare, abbassando ancora di più i rami. Tornata in paese con il bambino nel grembo, ho raccontato insomma ai paesani quello che le era successo e che in montagna aveva battezzato il suo bambino, un faggio le aveva fatto da padrino. Qualche tempo dopo, tornata in montagna e passando davanti al faggio, l'ha salutato Bondi Shor Copari. Copari è il padrino del bambino. E il faggio, nel segno di riconoscimento, ha abbassato di nuovo i rami. Lei racconta nuovamente questo episodio ai suoi paesani, e i quali, incuriositi, vogliono vedere di persona e vanno assieme alla donna in montagna. Lei saluta l'albero, ma questo non abbassa più i rami. Quando i boscaioli parecchi anni dopo tagliarono il faggio, si narra che non uscì linfa, ma uscì sangue dal tronco di questa pianta. C'era anche l'abitudine per le donne di Cleulis, prossime al parto, di portare con sé un paio di forbici, dopo che una compaesana era morta dissanguata per aver cercato malamente di spezzare il cordone ombelicale. Se l'esistenza del neonato poi era anche precaria, si affrettava il battesimo, perché la privazione del battesimo era molto temuta, poiché relegava la sepoltura in terra non consacrata. Si riteneva però che portando subito il corpicino in certi luoghi indicati allo scopo, il bambino risuscitasse per il tempo necessario a ricevere il battesimo. Così avveniva e portavano il bambino al santuario della Madonna di Trava, alla quale sono dedicati molti ex voto offerti anche da genitori venuti da lontano. Ecco, questo è un altro particolare legato alla storia della nascita. Dopo il parto la donna doveva rispettare un periodo, doveva rimanere un periodo in casa, e questo periodo si chiamava Hintpeit. Passati 15 giorni doveva tornare in chiesa e farsi benedire. Mein manage bester is gaporn, hat meine Mama erzählt, als es gon Kirchen bis das Emol is gon, nur hat sie erzählt meine Mama, nur bin ich eigentlich gon in der Kirche, nur gehen sie mal a Kirche, nur a Stola, nur auf und sie gehen Kirchen. In Amol geht man an sich lardodan und ist mir da Kirche aufloschen. Piniham Chem, nor avamol on yasuv tarzuar gachot, abia basta aus un chuf sangia. Muamagit, I pleinita hama, yon zoarga, yon vil zoarga, I pleinitort, in Gottes no Maria, aus die Heinten Kirchen, nor tu hast da so, ma I was nicht, ma meni umingea nor beripol da tamisch, in Amol, hat sie vernommen, tot so, Appo, meine Alta, hat mir la baila Auga kreuzit, gart meni Pingon, und die Mol nicht. Bertisse Humfalt, Amol Honza mehr Glaubchot und diese Lana in der Kanonika gon, ist gewesen 3 Raspan Pratita, Zaratoga Bichen, Azar Herdoischem. Questa signora ha raccontato, quando è nata mia sorella, ha raccontato mia mamma che passati 15 giorni è tornata in chiesa a farsi benedire, come si andava quella volta dopo il parto. E racconta, sono entrata in chiesa, mi hanno dato una candela, mi hanno messo la stola, fatto indossare la stola per avvicinarmi all'altare e benedirmi. In un colpo ho sentito una frustata e mi si è spenta la candela. Sono tornata a casa e piena di paura, sai, come ad impazzire. E ho detto alla zia, io non sto a casa, io ho paura, ho tanta paura, non sto là. E in nome di Dio, mi dice la zia, sei stata oggi in chiesa e fai così, ma io non lo so, quando mi muovo, io se torno in chiesa divento quasi matta. E a colpo si è ricordata e ha detto,
immagino che cosa possa essere successo. Mia suocera mi ha sempre fatto il segno della croce quando uscivo di casa, quando sono nati gli altri figli, e questa volta non l'ha fatto. Le sarà sicuramente mancato quello. Una volta, dice la signora, avevano certamente più fede e allora è andata, si è fatta fare il segno della croce dalla suocera, è andata da sola in canonica e è andata da Pratita che l'ha benedetta e lei si è ripresa dallo spavento. Ecco, questo è un piccolo assaggio di quello che si racconta a Timau, nel tedesco di Timau. Ich bin in Holm a Guaz Heiliges Neues Jahr, as wir sunt un clic scholatringan in Holm. Vi auguro un anno 2021 pieno di salute e di fortuna e che sia decisamente migliore di quello che si sta per concludere. Grazie ancora per l'invito. Grazie tante a te, Velia, hvala lepa, Velia. In zdaj gremo še v Sauris. Lucia Proto bo nam povedala kako je v Saurisu. Quindi andiamo ora a Sauris con Lucia Proto che ci racconterà anche lei qualcosa del suo paese. A te la parola, Lucia. Guten Schnaus, gute Weihnachten und gute Weihtage in Olm. Heute bin ich im Centro Etnografico in der Oberzare an Nord, an Olterstall, wo es werden aufgestellte und wohlgestellte unserer Bereiche und der Sprache und der Cultura Vaniser Melonte. Buonasera e buone feste a tutti. In questo momento mi trovo al centro etnografico che, come ricordavi tu prima, in questo periodo è chiuso come tutti i musei. Ci auguriamo di riaprire prima possibile. Ecco, io ho ascoltato già dalle voci di chi mi ha preceduto alcune leggende, alcune tradizioni che comunque mi hanno ricordato anche le nostre. Ad esempio adesso Velia parlava di quella benedizione che le donne ricevevano quando avevano partorito, la purificazione. Da noi ad esempio avveniva non 15 ma ben 40 giorni dopo il parto. E ricordo che mia nonna raccontava che fino a quando la donna aveva ricevuto questa purificazione non poteva oltrepassare la linea, diciamo, segnata dalle grondaie di casa. E siccome noi avevamo una sorgente vicino a casa e bisognava andare lì a prendere l'acqua, e lei una volta partorito aveva comunque la necessità di andare a prendere l'acqua e non osava quasi sorpassare questa linea simbolica, e allora andava di corsa per essere sicura di non incorrere in qualche brutto evento, anche perché si diceva che in quel periodo di 40 giorni la donna che aveva partorito non era né di Dio né del diavolo, quindi era in una specie di territorio, di spazio oscuro. Ecco, io ho preparato delle immagini, adesso vediamo se, ecco qua, poi magari mi dite se si vede. Dov'è? Sì, si vede bene. Ecco, dovrebbe partire la presentazione, vediamo. Ecco. Ecco, noi non abbiamo, diciamo, molte storie sulla nascita. Qualcosa però ho trovato, ad esempio quello che si raccontava sul posto da cui arrivavano i bambini. A Sauris questo posto era il Vesperkov, il sasso del Vespero, cioè
il Monte Bivera, che è il monte più alto della nostra vallata, quasi 2500 metri. Dan gezot als de kinder kemen tauber hinter me Vesperkovel, un dochter kemet segumala binar. Si diceva che i bambini arrivavano dietro il Vesperkovel, il Monte Bivera, e poi scendevano lentamente. E mi pare, Luigia, che anche voi abbiate un monte, no? Se non ricordo male, da cui appunto si pensa che arrivino i neonati. Ecco, il fatto che non ci siano molte storie, molte leggende, non significa naturalmente che la nascita e il parto non fossero momenti fondamentali sia nella vita familiare che anche in quella della comunità. C'erano, ecco, vediamo, ecco, c'erano delle attenzioni particolari sia verso la puerpera sia verso il neonato. Ad esempio, alla puerpera venivano date dei pasti diciamo un po' più calorici e corroboranti rispetto a quello che si mangiava ogni giorno. E il bambino invece, che era un essere fragile, indifeso, doveva essere protetto da influenze negative, da spiriti maligni, da queste cattive arie che secondo la tradizione potevano provocare ad esempio degli sfoghi della pelle oppure altri problemi di salute. Quindi c'erano dei talismani che venivano proprio tenuti nella culla. Questo che si vede nella foto è il principale dei Beigurt, cioè la cintura benedetta, questa cinturina di cuoio che veniva benedetta in chiesa il giorno dell'Assunzione di Maria, il 15 agosto, e poi distribuita alle persone iscritte alla confraternita della Madonna della Cintura. Per fortuna abbiamo anche diciamo, una testimonianza viva e anche diciamo, umoristica, no? Di come potevano svolgersi i parti, grazie a questo poeta popolare saurano, Constante Petris Wöhlmann. Come potete vedere dalla foto, era il macellaio del paese, anzi è stato proprio la prima persona che ha aperto una macelleria a Sauris, nato nel 1908, morto nell'83, e durante la sua vita ha scritto diverse poesie raccontando la vita della comunità, raccontando anche le proprie vicende personali, e ci sono proprio un paio di poesie in cui racconta o comunque insomma immagina la propria nascita. Una ad esempio inizia parlando della levatrice. Mit aufklaubaren Drohne über Pliebenmumbeck, ben waren nicht gebende none, und zweibele van pek. 6 Jahre als ich bin Börten, im Monat van kotzen, ma net do und net dörten. Naar da oben zerplotzen, im Hause van Modest, min weira mecher, bean ich geben schest, und sel blug sonny gereert, za sein in der Komber van Vlelan, belats bie der Rechten, ingebittelt in Plelan. Senza levatrice sarei rimasto per strada se non ci fosse stata la nonna e la moglie di Peck. Peck era il soprannome di un uomo del paese. Quell'anno che sono nato, nel mese dei gatti, per noi il mese dei gatti è febbraio, ma non qua e non là, bensì a Sauristi sopra, nella casa di Modest, col fuoco nel focolare. C'era poco ordine e così ho subito pianto a essere nella camera di Vlele. Vlele significa piccola pulce ed era il soprannome di una donnetta di Sauristi sopra che abitava proprio nella casa natale di questo personaggio. Ben come quelli per bene, avvolto in lenzuoline, e poi continua insomma parlando di altre cose. E poi descrive ancora più diciamo con maggior precisione la propria nascita. I mege net fechten und gedenken, I muss hat mi mit Zehrender tränken,
Das ben ich nou gehoord saberen, is perché me schon sareren. Ben ich ungefähr daufklauberin de preme, zogen ber lai keme, do in der Komber van vlelan, barber die Böll in Bickel in plelan, als de senke burket va gorden, und gemochet savleise vurdorn, mietet sa an der Zagute und invece geschriefet sa plute. Jo mi Böll gebeert und gebeen vage, und mi mesellen is per aufgehen an Nage, und on vlux geschaubet wourabaus, bin ich nicht gebeen sehr raus und aus. Und Zell onze ber drauf gesagt auf Broten, seit das schlechtes Pulver van loten. E, diciamo in italiano, non posso pensare né ricordare, dovrei annegare nelle lacrime, che quando dovevo ancora nascere mi veniva già da piangere, quando sentii la levatrice Preme. Preme è un altro soprannome, significa tafano, era il soprannome di una donna che evidentemente in questo caso ha fatto da levatrice. Quando sentii la levatrice Preme dirmi: vieni, vieni qui nella camera di Vlele, ti avvolgeremo nelle lenzuoline che sono tessute con le matasse e fatte apposta per i poveri, per farti tanto bene, e invece ti graffiano a sangue. Io mi sono difeso ed ero arrabbiato, e con quello mi si è aperto un occhio e ho subito guardato giù davanti. Ero tutto arrossato e allora mi hanno dato una bella spolverata di quella sgradevole polvere del legno. Veniva usata la polvere dei tarli come borotalco praticamente. Poi mi hanno legato l'ombelico con lo spago. Ah, mi sono detto, così guarisco presto. E poi mi hanno unto con lo strutto. Ora, se vivo, vivo, altrimenti crepo. Poi mi hanno lavato con la lisciva e mi si è aperto l'altro occhio. Quindi diciamo che la nascita, così lui la immagina come un evento abbastanza traumatico, naturalmente sia per il neonato che per la mamma. Ecco, qui vediamo alcune foto di bambini. Ecco, anche per quanto riguarda il battesimo era un evento importante. I bambini venivano battezzati poco dopo la nascita, pochi giorni dopo. Tra l'altro per quelli che vivevano nelle frazioni più lontane dalla chiesa parrocchiale, bisognava portare il bambino nella gerla, quindi per alcuni chilometri. Nel caso che ci fosse il rischio che il bambino potesse morire, il battesimo poteva anche essere impartito subito dalle donne e in questo caso si parla di Weibertaufe, cioè proprio battesimo delle donne. E nella poesia di prima c'è anche il termine Aufklauberin, cioè levatrice. Aufklauberin letteralmente sarebbe quella che raccoglie, che solleva. E riguardo a quello che raccontava Velia prima, anche da noi c'era la tradizione di portare al santuario di Maria Lugau, che è l'ultimo paese della Carinzia, proprio sul confine col Tirolo orientale, di portare appunto in questo santuario i bambini nati morti oppure morti subito dopo la nascita. Come il santuario di Trava, anche quello di Maria Lugau era proprio uno di quei santuari specializzati, tra virgolette, nel miracolo della risurrezione di questi bambini, che potevano quindi ricevere il battesimo e poi diciamo, morivano di nuovo, quindi potevano risuscitare proprio per pochi attimi per ricevere il battesimo, poi venivano riportati a casa e potevano essere sepolti con grande sollievo delle famiglie. E c'è proprio nel libro dei miracoli di Maria Lugau, si ricorda nel 1632 una famiglia Petris di Sauris di Sopra che aveva portato questo bambino morto sempre nella gerla, quindi si era fatta 2 giorni di cammino per portare questo neonato per poterlo risuscitare e battezzare.
Poi naturalmente una nascita che aveva grande importanza nelle tradizioni della comunità era quella di Gesù Cristo, no? E infatti abbiamo la fortuna di avere ancora opere d'arte oppure oggetti devozionali che dimostrano l'importanza del tema della natività. Nel santuario di Sant'Osvaldo a Sauris di Sotto c'è questo splendido Flügelaltar di Michael Part, datato 1524. Sulle portelle ci sono proprio tutte le scene legate alla natività. L'annunciazione, la visita di Maria a Elisabetta, la natività e la fuga in Egitto. Questo è un particolare della natività. Si intravedono anche i pastori che rendono omaggio a Gesù. E sicuramente per una comunità che viveva di pastorizia, di allevamento, queste figure erano sentite diciamo vicine, no? Quindi probabilmente le persone della comunità si immedesimavano in questi pastori che andavano a rendere omaggio al bambino. E poi ancora a Sauris di Sotto c'è un presepio di cera, arrivato qui probabilmente da Venezia o comunque da qualche centro importante. Possiamo anche immaginare, si tratta di un presepio della seconda metà del Settecento, possiamo immaginare quindi anche lo stupore, la meraviglia con cui i paesani ammiravano queste statuine. Qui c'è un particolare dei Re Magi, no? Quindi si può notare anche la ricchezza, l'eleganza, la sontuosità di questi vestiti che probabilmente facevano sognare la gente del posto. A Sauris di Sopra invece c'è una cappelletta, una mainetta, che viene chiamata Maina del Bambino Gesù, perché all'interno ci sono alcune statuine, sempre di cera. Non so se le vediate bene, comunque ci sono due piccoli bambini. Era infatti usanza da noi, ma credo anche in altre località, nel periodo di Natale, esporre in casa appunto il Bambino Gesù in cera. E poi davanti si vedono anche due statue lignee che provengono da un presepio. Adesso non ricordo se era a Campolongo, comunque era in qualche paese del Comelico, con cui gli abitanti di Sauris di Sopra avevano dei contatti quando questo presepio poi diciamo non venne più utilizzato, le statue vennero un po' suddivise e due di queste sono arrivate anche a Sauris. In questo caso si tratta di San Giuseppe e di uno dei Re Magi. E ancora il tema della nascita e dell'adorazione dei pastori ritorna in un affresco devozionale su una casa a Sauris di Sotto. Però la tradizione più importante legata alla natività è sicuramente il Giro della Stella, una tradizione che esiste anche in altri paesi dell'arco alpino e non solo. Comunque è una tradizione diffusa nei paesi di lingua tedesca, nel centro Europa, e da noi si è mantenuta quasi ininterrottamente. Dopo diciamo, un certo periodo di abbandono, probabilmente negli anni 40 e 50, quando c'è stata una forte emigrazione, soprattutto maschile, poi negli anni 70 la tradizione è stata ripresa e si porta avanti ancora oggi. Gli Sternsingers, cioè i cantori della stella, si ritrovano in chiesa la sera, il 26 dicembre a Sauris di Sotto, il 29 a Sauris di Sopra, il 31 alla Teis, e girano con questa stella di carta colorata e illuminata che naturalmente simboleggia, che richiama la stella cometa e simboleggia comunque anche la nascita di Cristo come luce.
E da qui, poi dalla chiesa, gli Sternsingers fanno il giro del paese, visitano le case, le famiglie e portano gli auguri cantando. Una volta erano esclusivamente gli uomini che potevano partecipare a questo giro, erano magari i cantori dei cori liturgici oppure i giovani. E oggi invece, o meglio da un paio di decenni, sono state ammesse anche le donne, anche perché diciamo con i numeri che abbiamo adesso sarebbe difficile portare avanti questa tradizione solo con gli uomini. Quello che differenzia la nostra stella, il nostro giro della stella da quello di altre località, almeno da quello che abbiamo potuto vedere in occasione di scambi con altre zone dove esiste questa tradizione, è la varietà e la quantità e la ricchezza dei canti. Questi canti venivano scritti a mano su quaderni, questo ad esempio del 1884, si può vedere come il proprietario abbia scritto in tedesco, perché comunque fino a quella data il tedesco, o meglio la variante locale, il saurano, era diciamo la lingua quasi esclusiva parlata all'interno della comunità. E questa è un'altra pagina molto bella dove c'è anche una specie di vignetta. Si vedono i cantori che si stanno avvicinando a una casa con la stella davanti. I cantori girano con le dalmine, no? Con gli zoccoli di legno chiodate per non scivolare sul ghiaccio. E il cantore davanti, che guida il corteo, ha in mano il quaderno con i canti e dice "Ist is gekocht", è cotto, è pronto, no? Perché la famiglia che riceveva la visita dei cantori comunque provvedeva anche a rifocillarli, magari con un bicchiere di brulè o di grappa, o insomma quello che c'era. E qui si può vedere anche il testo di uno dei canti. Questi canti sono in tedesco antico, perché questa tradizione risale diciamo al periodo della Controriforma, no? Quindi alla seconda metà del Cinquecento. Quindi è un tedesco che è di un periodo successivo all'arrivo dei fondatori della nostra comunità, e quindi in certi casi viene adattato alla pronuncia e alla parlata locale. Qui invece abbiamo ad esempio un testo in italiano, quindi è interessante proprio che i canti siano in 3 lingue: tedesco antico, italiano e latino. Quindi erano canti che probabilmente sono arrivati qui anche da zone diverse, arrivati forse attraverso i migranti oppure attraverso qualche sacerdote. E tra l'altro anche chi era bravo in disegno così faceva delle illustrazioni. In questo caso ad esempio leggiamo che questo edificio è la stalla di Betlemme, dove è nato Gesù Cristo. Ecco qui altri disegni. Ecco, una leggenda invece che è legata in qualche modo alla natività è quella dell'Orcul. Questa figura mitica che credo esista anche in altre località, veniva in genere assimilata al diavolo, quindi aveva delle caratteristiche diaboliche, anche se non era, diciamo, malvagio come il diavolo. Si divertiva più che altro a prendersi gioco della gente, apparendo magari come un puntino che poi pian piano si ingrandiva fino a diventare gigantesco, e spesso si prendeva anche gioco in un certo senso della religiosità
apparendo all'uscita dalla messa, oppure, come nel caso di questa illustrazione, mentre passa la processione delle erogazioni. Ecco, quello che è diciamo interessante è quello che ha scritto Fulgenzio Schneider, quest'altro scrittore popolare, in un libro che abbiamo da poco ripubblicato. Ecco, sotto il nome di Orcolo era così chiamato quando si trasformava anche in bestie per molestare gli uomini, sia in bestie domestiche come anche in bestie selvatiche e notturne, ad eccezione nelle forme in buoi, pecore ed asini, nelle quali bestie non gli era lecito di prendere tali forme, per rispetto ed in memoria che il bue e l'asinello nella stalla di Betlemme erano i primi servitori del bambino Gesù, che lo riscaldavano nella greppia col loro alito, e perché il Salvatore del mondo, nostro Signore Gesù Cristo, era già dai profeti nominato l'agnello immacolato. Quindi questo orco o diavolo poteva apparire nelle sembianze di diversi animali, ad esempio cavalli, camosci, caprioli, lepri, ma non nel bue, nell'asino e nelle pecore e negli agnelli. Per concludere, io vi faccio gli auguri per il nuovo anno con una filastrocca che i bambini cantano nelle famiglie la mattina del primo giorno dell'anno. Sia lodato Gesù Cristo, snaies vrije jor, solte scorum snaies do. Che significa più o meno nuovo felice anno, il vecchio è finito e il nuovo è qua. Und mi medone i griesa unti bincia a naies vrais jor. Grazie tante a Lucia Protto, bellissime queste immagini. Qua la Lucia in Tudisa Slike, Počasos gremo Koncu. Aggiungerei solo un elemento di cui ha parlato Lucia, ecco dove nascevano i bambini. Dalle nostre parti in più luoghi, in particolare al mulino, vi era proprio un mulino particolare dove nascevano i bambini, oppure erano dopo le donne che aiutavano le partorienti che li portavano nascosti nel grembiule. Più in là, insomma, negli anni era l'ostetrica che li portava con la valigetta, oppure in un altro paese erano gli angioletti. Prima di concludere vorrei portare anche la testimonianza di Bruna Ballo, che oggi non è potuta essere con noi da Subit. Ecco, anche lei mi ha raccontato, quando le ho chiesto favole legate alla natività, ai bambini, no? Le è venuto subito in mente questo particolare anche a lei. Appunto nel suo paese si diceva che i bambini li portava questa signora, che probabilmente era quella che aiutava, e che li andava a prendere in un pozzo. E come faceva? Buttava semplicemente dei pezzi di pane vecchi nel pozzo e da lì poi venivano fuori i bambini. E sì che lei, Bruna Ballo, che insieme a una sua amica da bambina vuole provare a vedere se funziona, e quindi prende un pezzo di pane, sia lei che la sua amica vanno al pozzo, buttano il pane nel pozzo, però non esce nessun bambino. Vanno a casa e chiedono alla madre il perché, come mai non sono nati i bambini, e la madre risponde: perché i bambini li porta solo quella signora lì e voi non siete ancora grandi per poter allevare un bambino. Ecco, quindi credo sì, sono molto belle anche queste leggende che ormai fanno parte del tempo che fu. Ecco, ora i bambini non so se vengono raccontate queste storie, forse anche no, ecco, comunque sono belle e interessanti. Ecco, prima di concludere vorrei solo chiedere se c'è ancora tra gli ascoltatori, se qualcuno vuole fare qualche domanda ai relatori. Ecco, altrimenti ci avviamo ai saluti. Čejek dok želi kaj vprašati, prede da gremo h koncu.
Ecco, mi sembra che non ci siano interventi. Ecco, grazie. Hvala lepa. Ecco, questa trasmissione è stata registrata, quindi se qualcuno avrà bisogno di materiale, naturalmente siamo qui a disposizione. Ringrazio l'Istituto per la Cultura Slovena che ci ha dato questa possibilità, ringrazio tutti i relatori e auguro a tutti voi un felice nuovo anno 2021. Hvala inštitutu za to, da je nam dal to možnost, da smo danes se dobili tako v tem lepem času in smo o tem govorili. Vse to, kar je bilo danes, je bilo posneto, tako da če kdo bo rabil ali želi imeti boljše informacije, lahko nas pokliče. Vsem vam želim srečno novo leto in hvala nazadnje tudi Massimo Rubedo, ki je nam pomagal vse pri tem. Ne vem, Živa, če želiš ti dodati še kaj, z moje strani lep večer in hvala vsem. No, mislim tudi v imenu inštituta seveda lep pozdrav in iskrena voščila za leto, ki prihaja. Mislim, da ni potrebno veliko, da bo to leto boljše kot to, ki se zaključuje. Torej, hvala vsem, ki ste imeli potrpljenje in ste vztrajali do konca in upajmo, da se srečamo prihodnjič v živo. Hvala. Luigia, je kdo, ki vpraša nekaj? Je Milena? Mileva Blažič? Kje vidiš ti, mi ne vidimo. Tu je pisano, ali lahko zastavim vprašanje? Mileva Blažič. Ja, lahko seveda. Lep pozdrav, ali se slišimo? Ja, Milena. Prvo bi vas rada pohvalila, ker je bil izjemno bogat večer. Žal se vsega ni slišalo, zdi se mi pa velikanska škoda. Ali je možno, vidim, da so predavanja bila snemana, ali je možno izdati tudi kakšno knjigo ali katalog in s temi predavanji, mogoče s temi slikami, jasno pa tudi z besedili. Ker to je izjemno bogato za raziskovanje. Ja, pravzaprav je to dobrodošla ideja, tudi zato, ker mislim, da bo ta naš projekt težko prišel do konca v taki obliki, kot smo si ga zamislili. Se pravi, da res lahko upoštevamo ta predlog kot eno od alternativ delovanja v tem okviru. Najlepša hvala. Prosim. Dobro, Rosa? Bene, allora se non ci sono altre domande, altri interventi, di nuovo un grazie di cuore a tutti, un invito a visitare il museo quando sarà nuovamente aperto. La mostra sarà in esposizione fino alla prossima estate, dopodiché allestiremo una nuova mostra e ogni mostra naturalmente propone anche favole, racconti e leggende legati al tema. Ecco, quindi così, di nuovo un augurio di cuore a tutti. Hvala še enkrat in vsem vam, ki ste tudi iz Slovenije nas sledili in srečno novo leto. Hvala, nasvidenje. Ja? Ringraziamo anche Lucia, Velja in vse tiste, ki so bili z nami danes, ne? Grazie anche a voi, Mandi, grazie. E auguri buon anno in friulano, no Lucia? Sì, buon anno. Buon anno.
Grazie, ciao, hvala. Mandi. Hvala. Nasvidenje. Hvala iz Luiza, srca Sandra. vsem, nasvidenje. Hvala, gospa Živa, Lucija. Srečno.